Sì, buonasera Eddie. Un appuntamento storico questo per tutto il paese di Montebello che appunto dopo 53 anni di storia riesce ad approdare al campionato di Serie 1. E, prima partita appunto contro i campioni in carica del Forte dei Marmi. Sarà molto difficile per i biancorossi, ma la formazione vicentina ha allestito una squadra a mio avviso competitiva e speriamo di assistere a una bella partita. Una buona visione a tutti. Appunto i campioni d'Italia del Forte dei Marmi partono ancora anche quest'anno con il pronostico di vincere anche questo campionato. È una formazione quasi totalmente confermata rispetto all'anno scorso, con l'eccezione di due pedine importanti che erano Platero e Cinquini, che hanno preso altre strade. Al talento argentino subentra il catalano Xavi Rubio, ex Trissino, mentre è confermato tra i 10 del prodotto di Baio Giovannetti. Per il Montebello è la sesta squadra vicentina a prendere il via, è una neopromossa. Dopo il salto di categoria, la formazione del mister De Gerone ha compiuto un notevole salto di qualità, mettendo sotto contratto ben 3 stranieri che aumentano il tasso tecnico di questa formazione. Tre spagnoli, fra questi Juan Farisa, ex Lodi, Paul Galbas e Tirso Gomez. Come sempre a difendere la porta già l'anno scorso c'era Edi Nicoletti, che ritorna quindi in massima serie, insieme a altri vicentini: Alberto Peripoli, Mattia Ghirardello, Elia Canesso, Simone Bolla e Federico Lorenzato. Una pedina importante per l'esperienza sicuramente è il Carlo Bertinato, che dopo aver giocato innumerevoli partite con il Trissino vuole dare una mano a questa società. Le squadre si stanno disponendo agli ordini del primo arbitro, Fronte Filippo, coadiuvato da Canonico. Come ausiliario abbiamo Aide Luis e Marangoni Adriano, interessato ai 45 secondi. Diamo come sta dando lo speaker di casa le formazioni delle squadre, partendo naturalmente dal Forte dei Marmi, che si presenta al palazzetto di Montebello con Gnatta, Mottaran, Giovannetti, Ambrosio, Burgagia, Rubio, Casas, Mattugini, Maremmani, Bertozzi. Allenatore naturalmente è sempre il signor Bresciani. Per l'hockey Montebello, l'hockey di casa, abbiamo Nicoletti, Bertinato, Galbas, Ghirardello, Perripoli, Bolla, Canesso, Farisa, Gomez e Lorenzato. La partita quindi fra pochi istanti avrà inizio. Vediamo come si disporranno le formazioni in pista. In linea di massima il Forte dei Marmi dovrebbe schierare questo quintetto: Gnatta, Zacvi Rubio, Marti Casas, Federico Ambrosio e Jordi Burgagia, mentre l'hockey Montebello dovrebbe dispondersi con Edi Nicoletti, Juan Farisa, Alberto Peripoli, Paul Galbas e Tirso Gomez. Le formazioni, come potete vedere, sono disposti al centro del palazzetto della pista, con la presentazione della squadra di casa. Quindi tutto è a posto. Tra qualche istante appunto prenderà il via questa massima stagione per il Montebello, un traguardo raggiunto, come dicevamo all'inizio, l'anno scorso con un campionato imbattuto. Infatti l'ultima sconfitta sulla pista di casa, il Montebello, l'hockey di casa, quindi risale al 27 gennaio del 2018 in Serie 2, quando ha dovuto cedere all'ultimo secondo, dopo il suono della sirena, al Sandrigo per 5-4. Quindi il Montebello poi ha inanelato ben 13 partite utili consecutive, mentre per quanto riguarda il Forte dei Marmi non ha bisogno di presentazione, in quanto nel passato campionato è risultato essere il miglior attacco complessivo con 133 reti, grazie ad Ambrosio, capocannoniere, e con 42 reti il compagno Martis Casas con 46.
si scambiano i saluti, le formazioni, quindi adesso vedremo come si disporranno i due quintetti, se gli due allenatori avranno qualche variazione rispetto a quanto appena pronunciato, oppure se partono direttamente come appena detto. Vediamo subito col numero 2 per il Forte dei Marmi Mottaran in pista, quindi dovrebbe partire sicuramente. E la formazione tipo l'abbiamo visto anche nella finale di mercoledì col Braganza, quindi il Forte dei Marmi è anche reduce dalla fresca vittoria della Supercoppa con un punteggio che non lascia discussione contro appunto il Braganza. Con il numero 5 poi abbiamo Ambrosio, che dovrebbe partire, con il numero 17 Rubio Ciavi e con il numero 7 Burgaja. A difendere naturalmente la porta del Forte dei Marmi sarà niente po' di meno che Gnata, quindi vediamo ora il Montebello che si dispone con il numero con Edi Nicoletti naturalmente in porta a difendere la rete di casa. Poi abbiamo il numero 5 Galbas, Tirso Gomez con il numero 20 e con il numero 6 Ghirardello e Joan Farisa. Quindi i quintetti, eccolo qua, Joan Farisa. I quintetti riprendiamo. Allora, per il Forte dei Marmi, Gnatta, Mottaran, Ambrosio, Rubio Ciavi e Ambrosio, e Burgaja, scusate, Burgaja. Partita iniziata, parte subito in attacco l'Hockey di casa con il Montebello con il numero 21 Gomez. Subito un fallo, naturalmente favorita come il pronostico sicuramente il Forte dei Marmi. Il Montebello deve solo cercare di pensare a giocare come sa, sperando nelle buone invenzioni. Primo tiro in porta di Farisa, Tirso Gomez, Galbas. Ora abbiamo Farisa, Ghirardello, contrasto alla meglio il numero 5 Ambrosio, fallo a 2 richiesto dal direttore di gara, il signor Canonico. Un incontro che ha avuto inizio con molto spirito vivace, quindi vediamo cosa ne pensa anche Simone di questa partenza del Montebello. Sì, innanzitutto il Montebello che ha schierato 3 dei 4 nuovi acquisti. Staremo a vedere i 2 giovani spagnoli come si comporteranno. Ovviamente per quanto riguarda Juan Farizza, un nome che comunque è noto per il nostro campionato dopo le 4 stagioni passate a Valdagno e l'anno scorso a Lodi. Ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni. Invece per quanto riguarda i 2 giovani arrivati quest'anno, Tirso dal Vic e invece attenzione, c'è il gol di c'è subito la rete del Forte dei Marmi con il numero 5 Giovan Ambrosio. Quindi dopo circa 2 minuti Forte dei Marmi 1 Montebello 0. Sì, appunto stavo dicendo che Tirso Gomez arriva dal Vic, mentre Galbas dal Caldes. Montebello sotto, speriamo di assistere a una bella partita e combattuta. Sì, si riprende quindi a giocare, la partita è molto lunga nell'hockey, come sappiamo benissimo, fino all'ultimo secondo non c'è niente di deciso, si continua a giocare con il Forte dei Marmi in possesso della sfera con il numero 17 Ciavi, Mottaran, Burgaja, tiro di Burgaja, parata di Edi Nicoletti e riparte ora la quadra di quadra con Farisa aspetta la posizione dei propri compagni, poi
serve il compagno Ghirardello è cerchiato da Mottaran, che riesce a smistare la palla su Xavi. Mottaran ancora, Xavi, il numero 5 Ambrosio, Xavi, Mottaran, la pallina gira molto velocemente per la formazione toscana. Mottaran ancora, attaccato da Rubio. Intanto, scusa ti interrompo Eddie, Scandiano avanti sul Breganze 1-0, mentre appunto Forte dei Marmi e Montebello 1-0 e il resto delle partite sono ancora sul punteggio dello 0-0. Riprende l'attacco l'Hockey di casa con Ghirardello, ora Farisa, ancora Farisa, attaccato da Burgaja. Farisa, Ghirardello, c'è un fallo fischiato da Canonico, quindi sfera ancora in favore del Montebello. La formazione guidata da mister Di Gerone ha tutte le capacità, ha tutta la volontà di cercare almeno di ribaltare questa situazione, anche se sappiamo benissimo i favoriti chi sono, però nulla è deciso. In avanti ancora Farisa, tiro di Farisa deviato, è pronto la ripartenza del Forte dei Marmi con Burgaja, ora il numero 17 Xavi, ancora Xavi attaccato da Ghirardello. La pallina termina fuori dalle transenne, si riprenderà con il possesso della sfera con Rubio Xavi. Ancora pallina alta, l'arbitro non fischia, comunque ritorno in possesso dell'Hockey di casa con Gomez. Dopo averla assaggiata con Farisa, ora ancora Farisa la sfera, tenta un'incursione sulla fascia destra, ora Galbas, Farisa, scambio tra i due, Tirso, Galbas, Ghirardello, tiro da lunga distanza di Ghirardello, deviato, pronto alla reazione, ma lotta bene Ghirardello che prende la sfera. Ghirardello attaccato, c'è un tentativo di autorete di Mottaran ben respinto da Gnata. Ancora Mottaran attaccato, si ferma dietro la porta, scambio con Ambrosio, Rubio, Burgaja, Mottaran, Rubio, indietro ancora Mottaran, tenta il tiro da lunga distanza, non ci ripensa, quindi ricomincia l'azione con Burgaja, ancora Burgaja, attaccato da Farisa, sempre Canonico vede un altro fallo a favore della squadra ospite, della squadra toscana. 19:05 al termine questa frazione di gioco, risultato ancora 1-0 per gli ospiti del Forte dei Marmi. Pronti a ripartire con Rubio, indietro a Mottaran, tiro di Mottaran all'esterno della rete, Ghirardello, ora Farisa, Ghirardello, buono il suo movimento, ancora Ghirardello, parata sul tiro del numero 21 della squadra di casa, Gomez. Ancora Agnata si difende su Galbas, riprende l'attacco
attacco il Forte dei Marmi, parata di Edi Nicoletti. Farisa imposta una nuova azione per la formazione vicentina. Ghirardello, ancora Agnata, ancora scusate Galbas, Farisa, Ghirardello ancora, sempre la pallina in possesso dei colori di casa, oggi vestiti di nero, i colori tradizionali della squadra di casa, il bianco-rosso. Comunque in attacco ancora Farisa, tiro dalla lunga distanza, Farisa deviato, parata da Agnata, quindi si ripropone subito in avanti Mottaran, attaccato da Galbas, fischia Canonico a favore della squadra di casa, la ripresa del gioco. Sì, intanto Monza avanti sul Valdagno per 1-0. Anche questo è un risultato importante, il Valdagno è una delle favorite per la vittoria al massimo campionato. Ora c'è un fallo di Farisa, ripartenza velocissima del Forte dei Marmi senza nessun pericolo però per Edi Nicoletti. Riparte Ghirardello indietro a Farisa, Galbas, Gomez, Farisa, Galbas ancora, attaccato da Mottaran, dietro con Ghirardello, ancora Galbas, tenta la giocata, non ci riesce, pronta la ripartenza dei toscani, oggi in vestito verde, che tentano l'avanzata, non riuscita il tiro del numero 7 Burgaja. Pallina in possesso ora del Montebello con il numero 20 Farisa. C'era un pattino fischiato dall'arbitro Fronte. La pallina, il gioco è fermo appunto per la ripartenza che Fronte aveva, per il fallo che Fronte aveva visto, quindi si ripropone con il numero, è entrato il numero Maremmani, il numero 77 Maremmani, e vediamo chi ha lasciato il posto. Sembra Mottaran. Montebello ora in avanti con Gomez, anzi con Galba, scusate. Fraisa tenta il passaggio a Gomez, non riuscito. Un avanti ancora i toscani con Rubio, fermato, riprende il gioco con Maremmani. Rubio, è entrato anche il numero 18 Casas, vediamo chi ha lasciato la pista, i scambi sono così veloci. Il numero 5 Federico Ambrosio ha lasciato la pista. Quindi attenzione, la parata di Nicoletti sull'incursione di Maremmani. Avanti ora Fraisa a Galbas, Ghirardello, tiro da lunga distanza parato senza troppe difficoltà da Agnata. Galbas, anzi Fraisa, ancora Galbas in avanti, su di lui c'è Casas, ora Gomez dietro la porta. Attenzione, vediamo i movimenti della squadra di casa, non riuscita, tenta Farisa dal tiro a lunga distanza, la palla si ferma dietro la rete, c'è il time out chiesto dalla formazione vicentina con una sostituzione, quindi abbiamo visto che esce Ghirardello ed entra l'esperienza di Carlo Bertinato. Una partita che, come sapevamo, non si presentava assolutamente facile per l'Hockey Montebello, ma vediamo anche che
il Forte dei Marmi non trova vita facile in avanti. Così almeno la vedo così, non so tu Simone cosa ne pensi? Sì, beh, innanzitutto il risultato comunque è ancora sull'1-0. La partita sappiamo è lunga e non c'è niente di scontato. Poi l'hockey abbiamo visto anche in passato che vengono ribaltate partite con parecchi gol di scarto. Sicuramente l'esperienza del Forte di Marmi, che appunto ha mantenuto la stessa formazione della passata stagione, si conoscono bene ormai. Si conoscono molto bene. Si può dire che giocano a memoria. Esatto. Invece per una formazione ancora in rodaggio come il Montebello staremo a vedere come si comporterà. Vediamo allora l'entrata di Bertinato, come abbiamo già detto, al posto di Ghirardello, del numero 6 Ghirardello. Se potrà portare qualche modifica sul piano tattico, come certamente avrà appena accennato il mister Di Gerone. Nel frattempo, scusa, è di Scandiano avanti 2-0 sul Braganza. Ecco, Bertinato subito in posizione, pronto a ricevere la palla da Fraisa ancora, Bertinato, Gomez, Fraisa al tiro, fuori dallo specchio della porta, pronta alla ripartenza di Burgaja. Fraisa sempre in possesso della pallina. Gomez non si intende con Galbas, quindi sfera che ritorna per i maremmani con appunto un nuovo tentativo d'attacco. Bella l'entrata all'1-2 che non ha portato nessun esito, però riparte ancora il Forte dei Marmi. Pallina che secondo l'arbitro Fronte era alta, quindi ritorna in possesso della squadra di casa con Galbas, Fraisa, ancora Galbas tenta l'incursione, tenta il tiro fuori dallo specchio della porta. Bertinato è pronto a recuperare la sfera e servire Fraisa che è un'incursione di Gomez, ostacolata per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Fraisa in possesso della pallina, indietro a Bertinato attaccato da Maremmani. Galbas ancora fermato, è pronta alla ripartenza del numero 7 Burgaja tenta la penetrazione e c'è un fischio di rigore per il Forte dei Marmi per un'incursione di appunto Burgaja, atterrato irregolarmente da Gomez. Quindi opportunità per allungare il Forte dei Marmi quando mancano 12 minuti alla fine del primo tempo. Vediamo alla battuta, ci sembra, non vediamo il numero Ambrosio, che non sbaglia il tiro. 2-0 quindi per il Forte dei Marmi. Entra in pista ora il capitano di molte battaglie per il Montebello, Peripoli, Alberto Peripoli, al posto di Gomez. Fraisa, tiro di Fraisa parato ancora da Gnata. Peripoli indietro a Bertinato a Galbas. Peripoli, Galbas, ancora Peripoli, Galbas indietro a Fraisa, tenta l'incursione, niente da fare, si riparte con estrema velocità il Forte dei Marmi, con il numero 77 Maremmani, attaccato prima da Peripoli, poi da Galbas. Pallina in possesso della squadra di casa con Galbas, ancora Peripoli, anzi era Bertinato, scusate, ecco Fraisa
Freisa tenta il passaggio in mezzo a Galbas, attaccato da Maremmani. Freisa respinto la pallina da Gnata, con però irregolarmente secondo fronte. Il primo direttore di gara si riprende con Farisa e Peripoli. Farisa, Bertinato dalla lunga distanza, respinto il suo tiro, e pronta ancora la ripartenza del Forte dei Marmi con il ritorno in pista di Ambrosio. Ora abbiamo Casas fermata l'azione, si ripropone ora in avanti ancora Galbas. Freisa. Mi sembra, Simone, che il Montebello faccia parecchia fatica a entrare nella bella posizione della difesa del Forte. Sì, chiaramente il Montebello sta provando di tutto per entrare a cercare il gol, ma la difesa toscana è ben solida e appunto i ragazzi di Girone fanno molta fatica ad arrivare in porta. In avanti ancora il Montebello che entra la deviazione per i Poli, niente da fare. Si ripresenta i giocatori toscani con Ambrosio, tiro respinto, e Galbas a impossessarsi per primo della pallina e riportare in avanti per un nuovo tentativo la formazione di casa. Freisa, ancora Galbas tenta l'entrata, fermato da Casas. Tiro di Casas respinto, Bertinato, Peripoli. Galbas non riesce a superare Gnatta. Bertinato, Freisa tenta l'incursione, ma è molto fornita, ben disposta la formazione toscana, quindi grandi difficoltà per il quintetto di mister Di Gerone a trovare lo spiraglio giusto per poter impensierire l'estremo difensore toscano Gnata. In avanti ancora la formazione toscana, appunto con Maremmani, indietro a Casas, ancora Casas tenta la penetrazione, viene fermato da Galbas che rilancia Freisa, sfera un po' troppo lunga, non riesce ad impossessarsene l'ex Lodi, quindi il Forte dei Marmi viene ancora in avanti con il nuovo entrato, con il numero 67 Mattuggini. Chi ha preso il posto, hai visto, Simone, di chi è uscito? È uscito il numero 5, autore delle Ambrosio, Federico Ambrosio. Maremmani ancora in possesso della sfera, attaccato da Freisa, dietro a Rubio, Maremmani, la pallina alta, quindi che ritorna in possesso della formazione allenata da mister De Gerone. C'è un altro cambio nelle file dei giocatori di casa. Farisa, rientra Ghirardello, un bel passaggio di Galbas per i Poli, parata occasionissima per la squadra di casa. Buona la difesa sempre dell'estremo difensore Gnata, ma grande occasione anche per i Poli per cercare di accorciare le distanze quando mancano 8 minuti e 19 alla fine della prima frazione di gioco. Sempre 2-0 il risultato, con le reti di Ambrosio e di tutti e due di Ambrosio, scusate, la doppietta quindi per i toscani. Ripartono appunto in avanti i giocatori allenati da mister Bresciani con Maremmani. Un altro cambio, esce il numero 18 Casas ed entra con il numero 67, mi pare. Il numero 7 no. Jordi Burgaia. No, con il numero 7 Burgaia. No, Burgagia il numero 7. Indietro ora il numero 17 Rubio.
pallina che danza a centropista, se ne impossessa il Montebello, che viene in avanti con Peripoli, capitano Peripoli non si intende con Galbas e Bertinato, quindi nuova opportunità in avanti per il Forte dei Marmi con Mottaran che è entrato nuovamente in pista. Possesso di palla sempre per il Forte dei Marmi, fanno girare velocemente la sfera tentando di trovare uno spazio per entrare nella difesa del Montebello. Peripoli in avanti cercando appunto Bertinato, il compagno di squadra. Nuovo cambio, esce Galbas, entra Farisa ancora, tenta il tiro Farisa, respinto da Rubio che mantiene il possesso della sfera. Ancora Rubio, indietro a Burgaja ancora in attacco, in avanti la squadra toscana, ben disposta ora la difesa, diciamo biancorossa, però di nero vestito quest'oggi. È bella la parata di Edi Nicoletti. Bertinato, Peripoli in avanti, serve Fraisa, ancora Bertinato, Ghirardello, Fraisa, Bertinato, girano molto lontano dalla porta i giocatori del Montebello, quindi molta difficoltà, come avevamo già detto, a trovare uno spiraglio per entrare nella fitta ragnatela difensiva predisposta da Brasciani, che ha una compagine di tutto rispetto. Naturalmente i favori del pronostico di questa partita sono a favore, come abbiamo già detto all'inizio, della squadra ospite, però vediamo che il Montebello non si fa sottomettere c'è ora proprio il terzo gol del numero, ha segnato il numero 17, il numero 17 Rubio. Quindi quando mancano 4,51 il risultato comincia a diventare un po' pesante per la formazione di casa. 3-0 per appunto la squadra toscana, con le 2 reti di Ambrosio e una di Rubio. Comunque, come abbiamo già detto parecchie volte, non c'è da demoralizzarsi, queste partite servono per il Montebello anche per fare un po' di esperienza in questa prima avventura nel massimo campionato. Sicuramente troverà lungo il suo percorso formazioni più malleabili, diciamo così, in cui potrà dire la sua. Comunque non sta soccombendo come dovrebbe essere, visto il potenziale a disposizione di Brasciani, fresco, come che diciamo prima, vincitore della Supercoppa. Si riparte con il Montebello, con la pallina da Fraisa, tutto è pronto. Fraisa, Ghirardello, ancora Fraisa dopo lo scambio con Bertinato, Ghirardello, Bertinato lascia a Fraisa, scambio tra i due, Ghirardello tenta il tiro da lunga distanza, parato ancora Dagnata, quindi Mottaran, Maremmani indietro a Mottaran, Burgaja con il numero 5 Ambrosio, Burgaja tenta la penetrazione, Burgaja fermato, indietro a Maremmani, Mottaran, tiro da lunga distanza, Mottaran termina alto, tenta la giocata Ambrosio, non è riuscita. In avanti ora la squadra di casa con Bertinato, indietro a Ghirardello vede la posizione di compagni, poi tenta il tiro in mezzo cercando una deviazione di Bertinato che non avviene.
attacca, quindi riparte in attacco quindi la formazione toscana con il numero 77 Maremmani, eccolo in possesso della sfera, attaccato da Fraisa, indietro a Burgaja, Mottaran lascia la sfera a un compagno di squadra, poi riprende la pallina Ambrosio, Burgaja, Maremmani, tiro dalla lunga distanza dal numero 5 Ambrosio, pallina che termina sulle transenne, Ghirardello a Bertinato, Fraisa ancora, Ghirardello, Fraisa cerca lo spiraglio giusto, Bertinato è pronto al tiro, tenta l'entrata, subito chiuso da Ambrosio, la pallina termina fuori, Burgaja è il primo a impossessarsene. Avanti ancora i toscani con il numero 77 Maremmani, Mottaran, Burgaja a Maremmani dietro la porta, in mezzo a Burgaja, tenta il tiro anche questo sulle transenne, Maremmani, Mottaran dietro a Burgaja, Maremmani tenta la deviazione, il passaggio in mezzo fermando nella deviazione di Ambrosio, non riuscita per i Poli, per il Montebello. Ghirardello, Fraisa, Bertinato, Ghirardello tenta l'entrata, ora il Barba della squadra di casa, Fraisa seguito da D'Ambrosio, lascia la sfera al capitano Alberto Peripoli in mezzo a Bertinato che non ha un controllo felice, perde la pallina e Maremmani imposta una nuova azione per l'hockey del Forte dei Marmi, possesso della sfera ora Burgaja, Maremmani, Ambrosio, Maremmani fermato l'attacco, Bertinato su Fraisa, Ghirardello, Bertinato, ancora, attaccato dal numero 2 Mottaran, il capitano toscano, tiro dalla lunga distanza, viene respinto come sempre Dagnata, sta dimostrando come sempre la sua bravura a difendere la porta. Peripoli in avanti, tenta il passaggio in mezzo a Bertinato, deviato Dagnata, Fraisa, Ghirardello guarda la posizione dei propri compagni, sbaglia il passaggio, si ripropone in avanti il numero 7 Burgaja quando termina proprio ora la fine del primo tempo, quindi il risultato al termine dei primi 25 minuti: Forte dei Marmi 3, Montebello 0. Le reti ricordiamo, 2 reti di Ambrosio, una di queste su rigore e l'altra di Rubio. Simone, cosa ci attendiamo nella ripresa? Sì, intanto come sapevamo il Forte dei Marmi non ha avuto grossi problemi per andare avanti col risultato. Montebello che comunque sta tentando di entrare, però ovviamente la formazione ospite è una corazzata a livello difensivo. Per il secondo tempo ci aspettiamo un cambio di ritmo per i ragazzi di Mister De Gerone. Ricordiamo che il Forte dei Marmi ha già fatto entrare 7 degli 8 giocatori di movimento disponibili, mentre per il Montebello deve ancora giocare il numero 14 Canesso e il numero 11 Bolla.
Nel frattempo dagli altri campi Scandiano pareggia 2-2 col Braganze, Monza perde 3-2 col Valdagno, Montebello appunto 4-0 perde contro il Forte dei Marmi e Lodi avanti 2-0 sul Sandrigo. Quindi andiamo a prendere qualcosa anche noi e ci risentiamo per la ripresa.
Eccoci nuovamente collegati con il Palazzetto dello Sport di Montebello, dove tra qualche istante partirà la seconda frazione di gioco di questa prima giornata del massimo campionato di Serie A1 tra Forte dei Marmi e Montebello. C'è qualcosa ancora da preparare, infatti c'è stata una falsa partenza. Sì, scusa Eddie, nel frattempo aggiornamenti dalle altre piste. Scandiano di nuovo avanti sul Braganza per 3-2, Valdagno ancora 3-2 col Monza e Lodi 2-1 col Sandrigo. In avanti ora il Montebello sempre con Galbas, tiro di Galbas deviato, Ghirardello. Le formazioni che è disposto in pista sono per il Forte dei Marmi Gnatta con il numero 22, Mottaran con il numero 2, Rubio con il numero 17 e Casas col 18 e Maremmani con il 77. Per il Montebello invece abbiamo sempre Eddie Nicoletti a difendere la porta, poi abbiamo col numero 6 Ghirardello, Fraisa, Gomez e Galbas. Proprio Galbas in possesso della pallina, attaccato dal numero 77 Maremmani, lascia a Ghirardello, Fraisa ancora, tenta l'incursione, Ghirardello, tiro da lunga distanza di Ghirardello, parata da Gnata, si ripropone Mottaran, poi ancora è entrato, anzi c'è Ambrosio con il numero 5, tenta di servire il compagno Casas, non riuscito, perdita della pallina anche per il Montebello, azione pericolosa per il Forte dei Marmi. Casas, anzi Fraisa perde una pallina in una zona molto delicata, attaccato il numero 77 Maremmani, non lascia spazio Fraisa. Galbas su Mottaran, ora Fraisa, ancora Galbas, indietro al numero 18 Casas ancora, tenta il tiro Casas, ben parato da Nicoletti, e in avanti il Montebello con Galbas dietro la porta, tenta l'entrata Tirso, parata ancora Galbas, parata ancora da Gnata. Ambrosio, Maremmani, scivola Gomez, ora Ambrosio, anzi scusate, Mottaran, e poi tenta il tiro il numero 18 Casas, Fraisa attaccato appunto da Casas, Ghirardello su di lui, Mottaran, Ghirardello tenta la penetrazione, fermato D'Ambrosio, Mottaran, anzi no, è sempre Maremmani ancora, Maremmani tenta il servizio su Mottaran, non riuscito, indietro la pallina il numero 18 Casas, Mottaran, Maremmani in avanti ancora la squadra toscana, sempre con il capitano Mottaran, tiro dalla lunga distanza deviato su Maremmani, prende la pallina Galbas, tenta il tiro di Galbas, respinto da Mottaran, pronto il contropiede quindi per i toscani con Maremmani, la pallina il passaggio di Maremmani non arriva su Ambrosio, tenta ora il tiro Galbas, Ambrosio, tiro da lunga distanza Ambrosio, ben respinto da Nicoletti. Fraisa in avanti in velocità, fermato da Casas. Fraisa indietro a Ghirardello che smista subito su ora in possesso della sfera è Ghirardello su Galbas, ancora Ghirardello,
tiro da lunga distanza di Ghirardello, tenta la deviazione Gomez, non riuscita, e ora c'è anche il fallo per il Forte dei Marmi. Ricordiamo che per quanto riguarda i falli di squadra, Forte dei Marmi a 2, Montebello a 3. Sì, c'era un altro fallo di squadra appunto per il Montebello compiuto da Gomez. Ora c'è Gnata che deve dissettarsi, asciugarsi il sudore. (20:49) al termine di questa prima giornata del campionato del massimo campionato di Serie A1 di hockey a rotelle. Debutto quindi nella massima categoria per la squadra di casa, che per il momento sta soccombendo alla forte formazione toscana per 3-0. Ora c'è un fallo visto da Canonico, attaccato subito, la pallina viene ripresa dalla formazione di casa con Gomez, Maremmani ad Ambrosio, anzi no, è il numero 18 Casas, ancora Casas, su di lui c'è Fraisa, lascia la sfera ad Ambrosio, Casas, Ambrosio, Mottaran attaccato da Gomez, tiro da lunga distanza di Maremmani deviato da Nicoletti e pallina che giunge sulla stecca di Galbas, che manda in avanti Fraisa. Esce nel frattempo il numero 5 Federico Ambrosio e entra il numero 7 Jordi Burgaia. Ed è entrato quindi Jordi Burgagia. Ora c'è Fraisa che perde la pallina per l'attacco di Maremmani. Mottaran, tiro da lunga distanza di Mottaran, non indovina il centro della porta. Ancora Mottaran, con un po' di fatica la difesa di casa riesce a spogliare la matassa. In avanti ora Gomez, l'arbitro non vede il fallo, quindi riparte Maremmani, su di lui c'è Fraisa, si getta a terra Maremmani, l'arbitro non fischia, si prosegue quindi con Fraisa in possesso della pallina. Galbas, Ghirardello, Galbas, ancora Galbas, tiro dalla lunga distanza di Galbas, parata, Fraisa, Ghirardello, Galbas, pallina che gira molto lontano dalla porta difesa da Gnata, non riesce la formazione di mister Di Gerone a trovare lo spiraglio giusto per poter impensierire con una certa importanza l'estremo difensore toscano. Partenza in contropiede di Galbas, fermato però da Mottaran, e Maremmani viene attaccato regolarmente da Fraisa, con Gomez pronto al disimpegno, sempre con Fraisa è pronto ad entrare in pista per la formazione di casa Carlo Bertinato. Vedremo poi in seguito chi lascerà il rettangolo. Parata di Nicoletti. Gomez in avanti, Galbas, Gomez, scambio tra i portoghesi, indietro a Ghirardello tenta la penetrazione, ancora Ghirardello cerca lo spiraglio giusto, niente da fare neanche questa volta. Ora c'è Fraisa su Maremmani, l'arbitro vede una irregolarità appunto dell'ex Lodi, falli quindi che per il Montebello arrivano a 4, mentre sempre fermo a 2 per il Forte dei Marmi. Partita alquanto corretta, solamente 6 falli dopo circa 30 minuti abbondanti di gioco, quindi tutto bene, non troppo lavoro quindi per la direzione arbitrale. Ci sono novità, Simone, negli altri campi? Il Scandiano, ricordiamo, 3-3 con il Braganze, 4-3 per il Valdagno avanti sul Monza,
e Lodi avanti 2-1 sul Sandrego. Ancora i giocatori fermi nelle loro rispettive panchine a raccogliere i suggerimenti dei due mister Brasciani e De Gerone. Vediamo se il Montebello troverà qualche spiraglio per poter impensierire in maniera un po' più pericolosa l'estremo difensore toscano Gnata, che ha difeso la sua porta con estrema facilità, diciamo così, visto la difficoltà che trova il quintetto capitanato da Peripoli, ora in panchina. È entrato il numero 4 Carlo Bertinato al posto del numero 21 Tirso Gomez. 17:32 al termine della seconda frazione, quindi anche della partita, con il risultato ancora fermo sullo 3-0 per il Forte dei Marmi. In avanti la squadra toscana con Mottaran ora in possesso della pallina, c'è il numero 7 Burgagia, ora Rubio con Burgagia attaccato da Ghirardello, Burgagia, e si intromette anche Bertinato che ha la meglio e rilancia Fraisa, che fa partire Galbas, Bertinato, Farisa, ancora Bertinato, Galbas, Farisa, Bertinato, Galbas, tiro da lunga distanza di Galbas, c'è un contrasto a metà pista tra Mottaran e Bertinato, niente di grave. Galbas ostacola il numero 18 Casas, ripossesso della pallina il numero 7 Burgagia, Rubio fermato senza commettere fallo da Galbas, lunga distanza, tiro deviato, si tenta con la deviazione sotto porta ora per la squadra di casa per cercare di aprire uno spiraglio nella porta di Gnata, ma tutti i tentativi sembrano finire contro un muro. Avanti ancora Ghirardello, 4 contro 3. Freisa, Galbas, Ghirardello, Freisa ancora, Bertinato cerca la posizione dei propri compagni, pallina che non arriva a Ghirardello, che però se ne impossessa, tenta il tiro deviato, anche questo non c'è possibilità di entrare nella difesa ben disposta da mister Brasciani. Bertinato ora in possesso della pallina con Freisa, 15:09 alla fine, quindi Bertinato, Galbas non riesce ad avere la meglio su Mottaran, quindi serve Bertinato, Galbas, Ghirardello ostacolato da Burgagia si libera della pallina lasciando l'incombenza a Rubio dietro a Mottaran, ancora Burgagia, ma ancora la pallina gira con estrema disinvoltura per le file delle maglie toscane. Mottaran si impossessa ora il numero 17 Rubio. Mottaran, tiro di Casas, contropiede tentato per la squadra di casa, non riuscito per la veloce partenza della formazione toscana. Ghirardello tenta il tiro, niente da fare, la pallina però viene fermata momentaneamente c'è il fallo a favore del Montebello, sì, a favore del Montebello, l'ha compiuto il numero 17 Rubio su Bertinato, quindi i falli salgono a 3 anche per i Forte dei Marmi.
deve intervenire un dirigente dell'Hockey Montebello per asciugare la pista. Fa molto caldo oggi all'interno del palazzetto, quindi il sudore si ferma, scivola nel parquet, essendo molto pericoloso, potendo essere anche molto pericoloso per le scivolate di vari giocatori. Pronti a ripartire con pallina in possesso del Montebello con Bertinato indietro a Fraisa, Galbas, Fraisa ancora, niente da fare, Motaran, pronto il passaggio su Burgagia, ora ancora Motaran, la pallina si innalza. Ottima parata per Eddie Nicoletti. Si è disimpegnato a dovere, pallina però che rimane in possesso dei toscani con il numero 7 Burgagia sull'incrocio delle righe, indietro ora al Rubio, fuori il tiro di Maremmani, Bertinato, Fraisa, Ghirardello, Galbas ancora, tenta l'entrata, Galbas ostacolato da Burgagia, pallina ora che se ne impossessa il numero Rubio, c'è un fallo su di lui compiuto da Fraisa. Montebello che sale a 5 per i falli di squadra e Forte dei Marmi che rimane a 3. Casas in possesso della sfera, la lascia il capitano col numero 2 Mottaran, ancora Casas, Mottaran, un'altra sostituzione, esce appunto Casas ed entra nelle file della formazione toscana. È entrato il giovane Mattugini con il numero 67. Respinta questo tentativo di Rubio, ancora la formazione ospite in avanti. Mottaran, tiro da lunga distanza, riprende la pallina sempre la formazione toscana con il numero 17 Rubio, Mottaran, Rubio, Mottaran, Burgagia, Mattugini, ora il numero 17 Rubio tenta il tiro, lo esegue invece Mottaran, buona la respinta di Nicoletti. Burgagia si lascia la pallina ora in possesso del numero 7, ancora Burgagia, tenta il tiro respinto da Nicoletti con Ghirardello che è il primo ad arrivare sulla pallina ed impostare un nuovo tentativo d'attacco per i ragazzi di mister Di Gerone. Nel frattempo Eddie è entrato il numero 8, il capitano Alberto Peripolli, al posto di Juan Farizza. Ghirardello attaccato da Mottaran che si libera della sfera lasciando in avanti i propri compagni con il numero 7 Burgagia, fermato da Peripoli tenta l'entrata, non riesce a servire come voleva il numero 5 dell'Hockey di casa Galbas, ripropone in avanti quindi il Forte dei Marmi con il tentativo di Rubio, Mottaran indietro ancora a Mattugini, Burgagia, Mottaran, Rubio in possesso, tenta l'entrata, ostacolato da Ghirardello, pallina che si ferma sull'esterno della rete e c'è il time out chiesto dalla Forte quando mancano 10 minuti alla fine della questa frazione di gioco e della partita, sempre 3-0 per la formazione
toscana. Ricordiamo i marcatori: una doppietta di Ambrosio, l'altra, una di queste su rigore e l'altra di Rubio. 5-3 per i falli, per appunto 5 per il Montebello, 3 per la squadra toscana. E ci sono novità dagli altri campi, Simone? Allora, il Breganze è avanti 4-3 sullo Scandiano, 4-3 anche per il Valdagno sul Monza e Lodi avanti 3-1 sul Sandrigo. Quindi quello che si aspettava come risultati, non ci sono grosse novità. Il Valdagno ha ribaltato il risultato sul Monza. Il tempo a disposizione dei due allenatori per dare le ultime indicazioni ai propri compagni, ai propri amici, ai propri giocatori è terminato. Si presentano in pista con il Forte dei Marmi in attacco. È uscito il numero 2 Mottaran ed è entrato nelle file del Forte dei Marmi il numero 17. Il numero 17 Rubio. Hanno tutti i giocatori una fatalità, hanno tutti del Forte dei Marmi, hanno tutti i numeri finali con il numero 7. Quindi abbiamo Burgagia con il 7, Rubio con il 17, Mattugini col 67, Maremmani col 77. Quindi Galbas tenta il tiro, prende la pallina invece il numero 7 Burgagia, tenta il tiro, respinto, anzi fuori dallo specchio della porta. In avanti Ghirardello ora per il Montebello. Ghirardello ancora, indietro a Bertinato. Galbas, tiro da lunga distanza di Galbas, parata di Gnata. In avanti ora Maremmani, sempre i giocatori toscani che ora rallentano il gioco, cercano di addormentarlo per impedire le ripartenze dei biancorossi. Come dicevamo, oggi vestiti con casacca nera. Ora ancora il Forte in avanti, fermato l'attacco da Galbas a Ghirardello. Ora Ghirardello ancora dietro a Galbas. Galbas tenta la penetrazione, tenta il tiro, respinto anche questo, e pallina che se ne impossessa Rubio. In avanti con il numero 7 Burgagia, tenta il tiro, parato il numero 77, il primo del Forte dei Marmi, ora in possesso della sfera Maremmani. Rubio, ora sempre Mattugini in avanti, attaccato da Bertinato. Mattugini riesce a servire il proprio compagno Maremmani. Altro tentativo di entrata nella difesa del Montebello con il numero 7 ora Burgagia, anzi sì, era il numero 67 Mattugini ad ostacolare Ghirardello. C'è un fallo visto da Forte. È un fallo visto da Forte che quindi fa sì che i falli del Montebello salgono a 6. Altro time out chiesto questa volta da mister De Gerone. 7:34 alla fine della partita, e più scorre il tempo meno le possibilità dell'Hockey di casa di tentare di ristabilire il risultato. Un'impresa ormai difficile visto l'andamento della partita, con grosse difficoltà a impensierire l'estremo difensore Gnata. Time out finito, si ripresentano in pista i giocatori. Pallina in favore del Forte dei Marmi. Pronto a partire Maremmani.
dà a disposizione lo stesso Maremmani alla partenza, sotto gli occhi di Fronte, dell'arbitro, primo arbitro Fronte. Ora in possesso Burgagia, indietro ancora Burgagia dopo lo scambio con Rubio. Ecco lo stesso Rubio ora in possesso della pallina. Maremmani, Burgagia su di lui Peripoli. Burgagia ancora a Mattugini. Mattugini, scambio ora al 17 Rubio. Servizio in mezzo all'area, è girata ben controllata di Mattugini, ma ben controllata da Nicoletti. Ghirardello, sempre Mattia Ghirardello in possesso della pallina, indietro a Bertinato. È entrato nuovamente in pista Fraisa ed è uscito Galbas. Fraisa tenta l'avanzata, subisce fallo. Pallina quindi che rimane in possesso della squadra di casa, pronta alla ripartenza con Peripoli. Peripoli attende l'arrivo della sfera. 6:15 al termine della partita. Ecco Capitan Peripoli dietro la porta, tenta la giocata, non riuscita per la buona difesa di Ignata. Fraisa attaccato da Burgagia, lo supera in velocità, su di lui ora Mattugini, tiro parato anche questo da Ignata. Tenta la penetrazione Rubio, ora Maremmani attaccato da Ghirardello che gli soffia la pallina. Peripoli ora in avanti per i biancorossi di casa. Bertinato gira dietro la porta, poi serve Peripoli in possesso della pallina, su di lui il numero 7 Burgagia che riesce a impossessarsi. C'è la quarta rete del Forte dei Marmi su uno sbaglio difensivo di Peripoli. Il marcatore della rete ci sembra sia stato il numero 67 Mattugini. No, segnato, scusate, il numero 7 Jordi Burgaia. Burgagia allora. Il numero 7 Burgagia quindi porta a 4 le reti per il Forte dei Marmi. Sì, un brutto errore questo di Capitan Peripoli, che ha lasciato palla alla formazione toscana, che come ben sappiamo se gli lasci spazio questi non perdonano, prima occasione buona te la fanno pagare cara. Mica per niente sono i campioni in carica e freschi vincitori anche della Supercoppa da mercoledì scorso, con la secca vittoria sull'altra formazione vicentina del Braganze. In avanti ora però sempre il Montebello con Peripoli che cerca di farsi perdonare l'errore. Naturalmente c'è sempre mister Ignata a difendere egregiamente la porta. La pallina ora che arriva ancora a Peripoli, e in avanti lo stesso capitano. Serve Fraisa, altra sostituzione nelle file della squadra di casa, rientra Galbas, esce Bertinato. Fraisa, poi Ghirardello in avanti. Era buona possibilità questa per Peripoli, non sfruttata al meglio. Fraisa si intromette, ora un buon attacco, parato anche questo tiro
di Fraisa, che ora c'è un contrasto sull'angolo tra Galbas e il numero 77 Maremmani. Fraisa, Galbas, Peripoli, Galbas, Fraisa, tentativo per Galbas, anzi per Peripoli, tenta il passaggio in mezzo, contropiede, due contro nessuno, e c'è la quinta rete del numero 67 Mattugini, quindi aumenta il numero delle marcature per il Forte dei Marmi. Come dicevano prima, ogni errore si paga caro in questa categoria. Un altro errore troppo banale per i ragazzi di Gerone, che lasciano palla a metà pista e ovviamente i toscani ne approfittano. Naturalmente poi sentiremo anche le opinioni e il punto di vista di due allenatori, però io penso che mister De Gerone non possa lamentare niente ai suoi ragazzi, visto le capacità che hanno i giocatori toscani. Naturalmente non penso siano queste le partite che il Montebello dovrebbe vincere per raggiungere solamente quello che si è prefisso all'inizio della stagione, una salvezza tranquilla. Sono altre le partite in cui la squadra appunto di casa deve far valere la propria supremazia. Comunque ancora in avanti lo stesso Montebello, con un tiro che finisce altissimo dopo la deviazione del numero 67 Mattugini. Pallina quindi in possesso ancora del Montebello. Nel frattempo è di Valdagno che allunga le distanze sul Monza, 5-3 risultato, e Lodi 4-1 su Sandrigo. Anche Sandrigo quindi ha le sue belle gatte da pelare per la salvezza. Tiro deviato e contrattacco del Forte dei Marmi con Mattugini, poi il numero 17 Rubio, Burgagia, ancora ora è un nuovo entrato, il numero 4 Giovannetti, Rubio attaccato, la pallina viene contrastata da Peripoli, che riesce a impossessarsene e riportare avanti per un nuovo tentativo del Montebello Ghirardello. Naturalmente, come abbiamo già detto varie volte, notevole le difficoltà di trovare uno spiraglio nella ben organizzata difesa toscana. Fraisa, Galbas, tiro di Galbas respinto, ripartenza del Forte dei Marmi, subito però fermata da Peripoli. Guarda il piazzamento dei compagni, tenta il servizio a Galbas, non riuscito. Se ne impossessa comunque la formazione biancorossa con lo stesso Galbas. La pallina rimane in centro area, e è il primo ad arrivare su Giovannetti, che subisce fallo. Un altro fallo di squadra per il Montebello, che Galbas è a quota 7. Ma quando manca un minuto alla fine dell'incontro, 57 secondi, sentiremo appunto le opinioni dei due allenatori appena finita l'incontro. A un nuovo attacco per il Forte. ...46 secondi alla fine della partita, risultato 5-0, una netta vittoria quindi del Forte dei Marmi sulla neopromossa squadra di mister Di Gerone, che non ha per niente sfigurato contro questi campioni d'Italia e campioni e vincitori, come stavamo dicendo e abbiamo già detto varie volte, della Supercoppa. Ecco ancora Peripoli in avanti,
tenta il tiro, niente da fare, non si passa, non c'è niente da fare, non si passa. Un nuovo attacco per la squadra toscana, ma viene subito fermata e si aspetta solo il fischio dell'arbitro e della sirena. Risultato finale quindi: Forte dei Marmi 5, Hockey Montebello 0. Ricordiamo i marcatori: 2 reti Ambrosio, una Rubio, poi Burgasa e una Mattugini. Simone, un commento finale? Sì, rinviato dunque l'appuntamento con la vittoria, con la prima vittoria in Serie 1 per il Montebello. Ovviamente si sapeva che era una partita molto difficile e ovviamente per l'obiettivo finale del Montebello non sono certo queste le partite da vincere. Quindi ora appuntamento con le interviste. Sentiremo le dichiarazioni di Mister De Gerone e Bresciani. Attendiamo anche il finale dei risultati degli altri campi da gioco. Ricordiamo Breganze 4-4 sullo Scandiano, Valdagno che sta vincendo 5-3 col Monza e Lodi 4-1 sul Sandreghe. Appuntamento per il Montebello la settimana prossima a Follonica. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.